Siamo in compagnia di Ramon Pardo, tecnico della BDL Minimotor Correggio. Seconda sconfitta stagionale per la formazione correggese nel campionato di Serie A2, la seconda arrivata tra le mura amiche, questa volta in uno scontro diretto con il Trissino. Poteva essere la chance per centrare il titolo simbolico di campione d'inverno, adesso Correggio invece terza in classifica. Le sensazioni a caldo di Ramon Pardo? Bueno, questo è il titolo di inverno, questo è aneddotico. Noi abbiamo preparato la settimana per vincere e questo risultato non aspettavamo, questo risultato un 3-6. Sappiamo che Trissino è una grande squadra con giocatori più talentosi quasi tutti, sono giocatori troppo buoni. Ma questo risultato non lo aspettavamo. Secondo me la prima parte si è fatto una bella partita, e anche in difesa si è fatto una bella partita in difesa. Due errori grossi, non hanno fatto 2 gol di questo, ma dopo situazione di 4-4 abbiamo fatto una bella difesa. E dopo un attacco sì che è verità che tutta la partita ha costato, non è stato facile giocare 4-4, Trissino ha fatto una difesa un po' mista e non abbiamo saputo reazionare in questa difesa e non abbiamo stato del tutto organizzato, ma tutto questo si è arrivato tantissimo a porta. Oggi il Re ha fatto una partita strepitosa, spettacolare e l'ha parato tutto. 2 punizioni a 2 rigore e dopo situazione chiarissima di gol abbiamo sbagliato e il Re ha parato. E dopo di nuovo alla ripresa della seconda parte si è fatto 2 errori gravissimi e questo a noi lo sappiamo che non può essere, perché un problema è non fan gol e dopo con il 4-1 è una partita difficilissima. Abbiamo preso la 10ª Fali, ha fatto gol e dopo il 6º gol è aneddotico, ma andiamo a casa non contenti. Evidentemente dobbiamo migliorare troppo questa situazione e sapere affrontare questa partita difficile con un rivale che va a pressare, che va fortissimo, un rivale che va all'attacco e che difficolta soprattutto il gioco offensivo di noi. Dobbiamo lavorare più, non stiamo contenti, ma questa è la situazione reale. Ecco Ramon, adesso quella sconfitta odierna porta anche Correggio ad essere ospite, diciamo, nella semifinale di Coppa Italia di Serie A2. La partita si giocherà a Tiene martedì 10 febbraio alle 20:45 al Palaceccato. Giocare in casa, giocare fuori, alla fine quando si gioca una gara a eliminazione diretta credo che non cambi molto. Guarda, questa stagione abbiamo fatto 3 sconfitte e la 3 è stato a casa. Non lo so se è meglio giocare in casa o fuori, perché veramente fuori credo che giochiamo senza pressione e in linea generale giochiamo credo meglio fuori, ma oggi noi vogliamo vincere. Il risultato di CTM vince o no, questo per me non è importante. Oggi cercavamo 3 punti, non l'avevamo fatto bene, Trissino ha fatto una bella partita, il portiere ha fatto una bella partita e andiamo a casa tristes perché se deve migliorare e se vogliamo obiettivi di andare al playoff e cercare l'opzione di andare a 1, dobbiamo migliorare troppo e soprattutto di forma mentale. Sapere affrontare questa situazione di partita che sono troppo difficili perché manca tutta la seconda parte del campionato. È sicuro che troppo partita va a essere difficile. Andiamo a Trissino l'ultima giornata, Tien, Montecchio, Sandrigo, Roller, sono partite difficili e dobbiamo essere forti mentalmente per continuare una linea positiva. Ultima domanda, la prossima partita ci sarà il Roller Recoaro qui in casa, a livello proprio di campionato. Che partita, come preparerete questa partita? Noi prepariamo sempre la partita con il massimo del lavoro e cercando la massima opzione di fare male all'avversario. Noi lo prepareremo come sempre. Recoaro va ultima classifica, ma ho giocatori di livello come Greco, Peripoli e ha incorporato credo il portiere di Montecchio.
Non è facile, credo che tutte le partite qui in questo campionato non sono facili, se no andiamo alla pista forte con intensità e soprattutto mentalmente con la testa chiara di che dobbiamo fare. Va a essere difficile sicuro e questo non hai dubito di che il Requare va a venire qui a vincere e noi dobbiamo fare una bella partita. Grazie Ramon Pardo, in bocca al lupo per il proseguimento della stagione. Grazie a voi.